Un buongiorno a tutti i nostri telespettatori, sono le 12 in punto e noi puntuali anche oggi siamo in diretta con Focus TG per raccontarvi tutto quello che sta succedendo ed è successo in Veneto, quindi tanta cronaca, tanta attualità, approfondimenti e poi un'ampia pagina dedicata alle penne nere, dedicata agli alpini in vista della grande adunata nazionale di domenica 8 maggio, adunata che Rete Veneta seguirà in diretta per tutta la giornata, dalle 8:30 del mattino, una lunga edizione straordinaria per non perderci e non farvi perdere neanche un'emozione di quella che è insomma un evento, una manifestazione che abbina storia, tradizione, valore, coraggio, insomma, e poi anche un po' di sano divertimento. Dunque adunata degli alpini in diretta domenica 8 maggio, tutta la giornata qui su Rete Veneta. Dicevamo tante notizie, tanta cronaca, però iniziamo subito mostrandovi un servizio che riguarda un problema che sta coinvolgendo tutta l'area a nord di Bassano, è un problema che riguarda gli agricoltori e i coltivatori, un problema che riguarda appunto la mancanza d'acqua in quella zona per dei lavori che Enel sta svolgendo, sta realizzando lungo alcuni canali. Fatto sta che l'agricoltura, le coltivazioni in questo periodo così importante, cruciale per le colture, sono a rischio. Vediamo tutto nel prossimo servizio e poi ne parliamo qui in studio con un graditissimo ospite. Vediamo. Siamo tornati lungo la strada Valsugana, all'altezza dello svincolo per Solagna, dove c'è l'epicentro del problema che vi stiamo raccontando da diversi giorni. Qui c'è un cantiere che per lavori di straordinaria manutenzione ad opera di Enel sta lasciando senza acqua un'intera fetta del Bassanese, un'area importante con agricoltori e coltivatori costretti a dover rinunciare alla disponibilità di acqua e a dover escogitare soluzioni estreme per non danneggiare in maniera definitiva le colture. Aspettavamo una risposta da Enel che è arrivata, ma invece di fare chiarezza sorgono altri interrogativi. Ecco cosa scrive Enel Green Power. Balza subito agli occhi che si parla di una perdita e non di un guasto. Ma attenzione, questa perdita sarebbe stata accentuata da interventi di movimento terra non autorizzati da Enel Green Power nella zona limitrofa. Di che movimenti si tratta? Chi ne era informato e soprattutto di chi è la responsabilità? E poi la doccia fredda per chi sta aspettando il ripristino del flusso irriguo. Enel aggiunge infatti che questo intervento di straordinaria manutenzione sarà concluso, salvo imprevisti, entro fine maggio, comunque al di fuori del periodo irriguo fissato. Ma come? Si era sempre parlato del 15 maggio come data di ultimazione dei lavori e adesso si slitta a fine mese? Altri 25 giorni senza acqua in quello che, diversamente da quanto si legge nella mail, è il momento cruciale del periodo irriguo. Cosa fare adesso? Quali saranno le conseguenze? Chi ne risponderà? Chi risarcirà eventuali danni? A queste domande servono risposte subito. Dunque, riassumendo brevemente la situazione, canali a secco, non arriva l'acqua per agricoltori e coltivatori, a rischio non solo gli orti estivi, ma addirittura anche le produzioni da albero da frutto. Parliamo di questo e poi parliamo di tanto altro in compagnia dell'ospite che vi ho annunciato poco fa, vi ho preannunciato poco fa, Enzo Sonza, che è il presidente del Consorzio di Bonifica del Brenta. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti.
Presidente, allora iniziamo da questa questione che insomma coinvolge e preoccupa tanti agricoltori, tanti coltivatori dell'area a nord di Bassano. Che cosa sta succedendo e soprattutto è vero che fino a fine maggio si rischia insomma di restare senza acqua? Ma la data di fine maggio la prendo adesso qui da voi. Io ho altri dati, parlando proprio in riunione ieri con i sorveglianti, la data prevista per la ripartenza del canale era il 15 maggio. Dispiace che ci siano questi imprevisti, queste cause, che non si possa dare l'acqua agli agricoltori. Capisco benissimo le difficoltà che hanno tutti quanti, anche per quanto riguarda l'irrigazione. Il Consorzio farà tutto il possibile perché ha già messo in funzione le centrali di Cassola che riescono in qualche modo a spingere l'acqua anche nella parte nord del territorio. Quando avevamo fatto le asciutte nel mese di marzo avevamo posizionato addirittura una pompa dentro il fiume Brenta e tramite San Lazzaro riuscivamo a far funzionare gli impianti pluvioirigui fino ad arrivare fino a Bessica di Loria. In questo momento non possiamo far più di così perché non ci sono tante alternative. Eventualmente se si tratterà di arrivare a fine maggio, cosa che non credo sia possibile perché dai dati che ho io la cosa dovrebbe risolversi entro la prossima settimana. Però se dovesse succedere di arrivare fino a fine maggio, penseremo assieme a Enel di trovare altre soluzioni se ce ne sono, ma è una zona molto difficile dove l'acqua non c'è, bisogna pescarla dal Brenta e non ci sono tante alternative. Spiace per gli agricoltori che fondano la propria attività, il proprio business proprio sull'agricoltura. Gli chiedo di pazientare ancora un po', speriamo di risolvere il prima possibile una cosa che non è colpa né di Enel né del Consorzio, sono cose che succedono quando si fanno le cose, perché chi non fa niente spesso succede che non succede niente, ma i canali purtroppo dopo 60-70 anni di esercizio possono succedere anche queste cose, queste spiacevoli conseguenze. Insomma, si è parlato di una perdita, si è parlato anche di movimenti del terreno che hanno causato, diciamo, questo problema. Noi comunque continueremo a seguire da vicino la faccenda che ha ripercussioni anche nell'economia locale, insomma, perché chiaramente se ne risentono gli agricoltori, le coltivazioni, poi di riflesso insomma ci sono ripercussioni anche per quello che riguarda insomma l'economia, i mercati agricoli del posto e non solo. Cambiamo adesso però discorso, Presidente, quindi tutto molto chiaro quello che lei ha detto, e parliamo invece di un problema sempre legato in un certo qual modo alla mancanza d'acqua, però qui effettivamente insomma non ci sono responsabilità perché parliamo della siccità. È un periodo un po' complicato, queste piogge che insomma ogni tanto stanno così rinfrescando e anche portando un po' d'acqua in zona, bastano o c'è effettivamente ancora un problema, un pericolo siccità? Beh, le piogge di questi giorni servono solo a spostare il problema di una settimana, non di più. Se la prossima settimana dovesse far caldo, le piogge di adesso non sarebbero servite a poco o niente. La siccità è pesante quest'anno, lo vediamo un po' dappertutto, lo vediamo per quanto riguarda gli apporti nivali in montagna che non esistono, le portate dei fiumi che sono molto basse, ma a preoccupare più di tutto sono le falde e le risorgive. Molte campagne, molti ettari del Consorzio Brenta per esempio traggono beneficio dall'irrigazione che è portata proprio dalle risorgive. Abbiamo dati perché ogni settimana come Consorzio facciamo delle riunioni e quindi stimiamo le portate di tutte le risorgive una per una e abbiamo portate che sono poco più di 1 metro cubo al secondo, quando nella normalità erano oltre 3 metri cubi al secondo. Questo ci dice esattamente che acqua non ce n'è, ma non ce n'è su in montagna, non ce n'è nei fiumi, ma non ce n'è nemmeno nelle falde, non ce n'è poca anche nelle falde. Questo ci preoccupa particolarmente perché se non dovesse piovere quest'estate, sappiamo benissimo il Brenta come funziona e noi deriviamo quasi tutta l'acqua dal Brenta
e quindi sappiamo che avremo delle grosse difficoltà a garantire l'irrigazione su tutte le campagne. Assolutamente. Presidente, prima di salutarci, perché noi adesso apriamo la pagina di cronaca, però in vista del primo break pubblicitario, ultima domanda che riguarda comunque tutti gli altri lavori che sta facendo il consorzio di Bonifica Brenta. Uno su tutti, andando insomma in ordine temporale, l'impianto pluvirriguo di Colceresa. Quindi comunque si investe e comunque si lavora tanto sul territorio. Sì, mai come in questi ultimi periodi il Consorzio di Bonifica Brenta ha avuto risorse a disposizione sia per quanto riguarda l'irrigazione sia per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Sono all'incirca una trentina di milioni che il Consorzio sta mettendo in campo su questo territorio. 12 riguardano l'impianto pluviriguo di Colceresa, in cui la centrale di pompaggio è già stata appaltata, mentre le linee saranno appaltate a breve. È un impianto importante perché non solo andrà a garantire l'irrigazione di quasi 1000 ettari di terreno tra Breganze, Colceresa, Pianezze, Sandrigo e Schiavon, ma andrà anche a costituire quell'ossatura, quella infrastruttura che è prevista per fare la ricarica della falda. Voglio ricordare che ancora nel 2011-2012 c'è stato fatto un accordo con la Regione Veneto per finanziare 6 milioni di euro al Consorzio di Bonifica Brenta proprio per fare la ricarica della falda. Venivano fatti pozzi a Camignano di Brenta e per riequilibrare l'equilibrio idrico della falda venivano fatti delle aree di ricarica ed era previsto 6 milioni. Grazie a questo importante contributo che ci è arrivato dal Ministero dell'Agricoltura di 12 milioni di euro, creeremo le infrastrutture che ci permetteranno di adempiere a quel contratto che è stato stipulato con la Regione Veneto. E allora noi ringraziamo Enzo Sonza, presidente del Consorzio di Bonifica Brenta. Grazie a tutti, buongiorno. Lo salutiamo, lo aspettiamo sicuramente insomma, nei nostri studi più avanti nel corso della stagione, proprio per tenere sempre monitorata la questione siccità, la questione disponibilità d'acqua e di flussi irrigui. Noi adesso andiamo un attimo in pubblicità, ritorniamo qui con voi fra un minuto per tutta la pagina di cronaca, attualità, dobbiamo parlare degli alpini, insomma tanto da vedere, tanto di cui parlare fra poco a Focus TG. Sono da poco passate le 12:15 e noi siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG nel nostro primo troncone, nel nostro primo break. Abbiamo parlato, abbiamo ascoltato che cosa ha detto il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta in merito a una tematica importante che noi di Rete Veneta stiamo portando avanti, stiamo approfondendo da giorni, quella della mancanza d'acqua per agricoltori e coltivatori in tutta l'area a nord di Bassano, o perlomeno in buona parte dell'area a nord di Bassano, con tutte le ripercussioni che ci sono e ci potrebbero essere, dobbiamo capire insomma in che misura, in quale entità, per l'economia della zona. Ebbene, abbiamo chiarito tanti aspetti, noi continueremo, come vi dicevo, a monitorare la situazione. Adesso però apriamo la pagina di cronaca, ci spostiamo a Ponte Vigo d'Arzere perché non ce l'ha fatta la donna di 84 anni investita 2 mesi fa sulle strisce pedonali mentre usciva dalla messa con un'amica da un uomo che si era costituito dopo 2 giorni dal terribile incidente. Ha lottato per 2 mesi con la voglia di continuare a vivere per i suoi figli e i suoi nipotini, ma dopo 60 giorni di sofferenza si è arresa Regina Maniero. Erano le 19 del 3 marzo quando la donna, 84 anni, era stata investita mentre attraversava via Ponte Vigo d'Arzere, una delle strade più trafficate della città, soprattutto nelle ore di punta. Era stata ammessa con Teresa, sua coetanea, e stava facendo ritorno a casa a piedi quando un'auto che stava arrivando da Padova aveva colpito violentemente le 2 donne mentre camminavano a braccetto sulle strisce pedonali, fuggendo poi senza prestare alcun soccorso.
A chiamare il 118 era stato un 14enne che era alla fermata dell'autobus e aveva visto l'intera scena. L'investitore, un 47enne della provincia di Padova, dopo 2 giorni dall'incidente si era costituito presentandosi alla polizia locale della città. I traumi di Regina erano apparsi da subito molto gravi e dopo 2 mesi di lotta la donna si è spenta nella serata di martedì, assistita dalle figlie e dalla preghiera del figlio, missionario saveriano, e di tutti i nipoti. Da Ponte Vigo d'Arzere a Crespadoro, perché tragedia proprio sul posto, precipita dalla ferrata per 80 metri, muore un escursionista. Crespadoro. Un gruppo di ragazzi partiti in camminata sulle piccole Dolomiti scorge un corpo inanimato in un canale sotto alla ferrata Angelo Viali al Monte Gramolon. Chiamano subito il SUEM di Vicenza, che a sua volta attiva il soccorso alpino di Recoaro Valdagno. È mezzogiorno quando decolla l'elicottero di Verona Emergenza che, dopo aver imbarcato un soccorritore, sorvola il punto indicato individuando l'escursionista senza vita. Sbarcati con un verricello di 30 metri, i soccorritori hanno ricomposto il corpo dell'uomo, che è stato recuperato e trasportato al rifugio Bertagnoli. Perfettamente attrezzato da ferrata per motivi ancora al vaglio, l'escursionista di 57 anni di Isola Vicentina deve essere ruzzolato per 80 metri all'interno del canale, riportando traumi che gli sono stati fatali. Ed è stata disposta l'autopsia sull'operaio, deceduto a Costa Bissara, nella Roggia, mentre guidava il trattore tagliaerba. Ha aperto un fascicolo d'indagine per far luce sulle dinamiche che hanno portato alla morte di Antonio Fabris, l'operaio comunale di Costa Bissara, deceduto sul lavoro mercoledì dopo essere caduto nella Roggia a bordo del trattorino tagliaerba. Disposta l'autopsia che chiarirà le cause del decesso, se si sia trattato di un malore o di una fatale distrazione per l'uomo 64enne che sfalciava l'erba accanto alla ciclabile di via Martiri della Libertà quando il piccolo trattore che stava conducendo è scivolato all'interno del canale. A dare l'allarme un passante, poi l'intervento della polizia locale e del SUEM, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Dipendente comunale da più di 30 anni e prossimo alla pensione, era molto conosciuto nella cittadina appena fuori dalla cintura urbana di Vicenza, che si stringe nel dolore alla famiglia. Vorremmo anche che la cittadinanza partecipasse, mi pare che già sentendo le persone lo conoscevano in tanti, quindi c'è questo dolore anche diffuso nella gente. Forse oggi decideremo un po' tutto, anche dare una mano alla famiglia dove si può, insomma, ecco. Non è un cittadino nostro, ma è un fratello nostro. Ed è lutto a Contea di Montebelluna per la morte di Corrado Visentin, ieri sera vittima di un incidente a Riese Pio X. È una comunità in lutto, quella di Contea, a Montebelluna, raggiunta dalla notizia della morte di Corrado Visentin, l'85enne rimasto vittima di un terribile incidente stradale a Spineda di Riese Pio X. Agente di commercio di prodotti agricoli e veterinari per una vita, a Montebelluna era conosciuto anche per la sua passione politica che lo aveva portato a militare nelle file della Democrazia Cristiana negli anni 60 e 80, entrando a far parte del direttivo cittadino. Ieri sera Visentin si trovava con la moglie Marisa, parrucchiera per decenni proprio a Contea, nell'auto condotta da un uomo di 67 anni di origini albanesi vicino di casa, mentre la donna ha riportato ferite gravi ma guaribili, il guidatore solo qualche scoriazione. Usciti quasi indenni dallo schianto i 2 occupanti del furgoncino di una ditta di Mussolente, un ragazzo di 24 anni con al suo fianco uno stegista di 17. Stando alla ricostruzione comunque ancora al vaglio della polizia locale della Castellana, all'origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza da parte della Peugeot all'incrocio tra via Cendrole e via Costanza, ancora da definire la data dei funerali. E adesso parliamo di un incidente sul lavoro a Nervesa della Battaglia, un operaio colpito da 4 pesanti lastre, fortunatamente è vivo per miracolo. È in ospedale con gravi lesioni alla gamba, ma è vivo ed è un vero miracolo. Poteva essere l'ennesima croce sul lavoro, ma fortunatamente se la caverà il 25enne operaio che nel tardo pomeriggio di ieri è stato colpito da 4 lastre di metallo e plastica da 250 kg l'una che gli sono finite sulla gamba dopo la rottura improvvisa di una cinghia del camion che portava il materiale. Il dramma è in un'azienda di Nervesa della Battaglia specializzata in allestimenti e riparazioni di veicoli industriali.
L'operaio stava scaricando le lastre quando è successo l'incidente. Il rumore delle lastre cadute a terra e le urla dell'operaio hanno fatto scattare subito l'allarme dei colleghi. In poco tempo sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e i tecnici dello Spisal per i rilievi del caso e le indagini sull'infortunio. Restiamo nel Trevigiano per parlare di un incidente, anche qui fortunatamente senza vittime. Un'auto si schianta contro un tir. Pochi centimetri e le 3 putrelle in metallo conficcate nell'auto che hanno attraversato l'utilitaria infilandosi tra i sedili avrebbero potuto ucciderlo all'istante. Impressionanti i fotogrammi dell'incidente che si è verificato questa mattina poco dopo le 7 lungo la Pontebana a Orsago di fronte alla cantina vitivinicola sociale. Il conducente, un 54enne del Ghana, non è riuscito ad evitare l'impatto con il mezzo pesante. Fortunatamente l'uomo ha solo riportato qualche scoriazione. È stato molto fortunato l'uomo che era dentro in macchina, ma veramente può accendere tante candele alla Madonna. Sì, è stato miracolato. L'ho visto quando l'hanno tirato fuori, ma era tranquillo. Un po' sotto shock. Penso che sì, una roba del genere. Penso che abbia visto proprio la morte in faccia. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Conegliano. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco di Conegliano e la polizia stradale. A svolgere i rilievi del caso gli agenti del distaccamento di Vittorio Veneto. L'auto articolato che viaggiava in direzione di Sacile si trovava ferma ad un semaforo rosso che conduce al centro di Orsago. La vettura che è sopraggiunta alle sue spalle proveniva invece da Godega. Sono in corso anche degli accertamenti sulla regolarità del carico sporgente. Abbiamo ancora tante notizie di cronaca, l'attualità, lo speciale sugli alpini, questa tappa di avvicinamento alla grande adunata nazionale che noi di Rete Veneta seguiremo per tutta la giornata, dalle 8:30 del mattino, per non farvi perdere neanche un minuto di quelle straordinarie emozioni che si vivranno in Riviera Romagnola, a Rimini, per questa adunata nazionale che ha un valore simbolico, storico davvero eccezionale, davvero importante dopo i 2 anni di pandemia. Adesso però ci prendiamo un'altra piccola pausa, torniamo con ancora tante notizie e tanti approfondimenti. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, andiamo avanti con la nostra pagina dedicata, l'ampia pagina dedicata alla cronaca del territorio. Attimi di paura in un negozio a Dolo dove un ragazzo è entrato all'interno del locale con una pistola puntandola contro la commessa, ma poi è fuggito. Tentata rapina ieri in un negozio di calzature di Dolo in via Matteotti, a pochi passi dalla chiesa in pieno centro. Erano da poco passate le 9 quando, ha riferito il titolare, un ragazzo è entrato con una pistola in mano. Era molto giovane, forse minorenne, continua, col volto in parte coperto da un cappuccio e da una mascherina. Ha puntato l'arma contro la commessa e le ha detto: dammi i soldi o ti ammazzo. La dipendente, spaventata, ha mantenuto il controllo, indicando al rapinatore il monitor collegato alle telecamere. A quel punto lui si è allarmato, decidendo di desistere. Dopodiché la commessa ha allertato il titolare e i carabinieri giunti sul posto per avviare le indagini. Nel frattempo il sindaco Naletto ha convocato un vertice in municipio. Quanto avvenuto, commenta, non è tollerabile. Lavoriamo ogni giorno perché la nostra città sia un luogo bello nel quale vivere e la sicurezza è un fatto determinante. In questi anni, ha detto Naletto, grazie all'impegno delle forze dell'ordine, la situazione è sempre stata complessivamente tranquilla, ma episodi come questo ci dicono che non è mai possibile abbassare la guardia. Ne discuteremo con le categorie economiche e le forze dell'ordine. Ci spostiamo adesso sull'altopiano, precisamente a Foggia, dove una falegnameria ha preso fuoco ed è stata completamente distrutta dalle fiamme. Vediamo le immagini. Sono al lavoro dalle 3 della scorsa notte i vigili del fuoco di Bassano, Asiago, Vicenza, i volontari di Tiene, intervenuti con 3 autopompe, 4 autobotti, un'autoscala e 20 operatori per domare un pauroso incendio divampato all'interno di una falegnameria.
Siamo in via Lazzaretti, a Fosa, sull'altopiano di Asiago. Ingenti danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri hanno iniziato attorno alle 3 le operazioni di spegnimento del capannone di oltre 1000 metri quadri avvolto dalle fiamme, le cui origini sono al vaglio dei tecnici. Dopo circa 2 ore le squadre sono riuscite a circoscrivere il rogo. Completamente bruciato tutto il legname depositato, oltre ai macchinari di lavorazione e alcuni muletti. Le lingue di fuoco hanno portato al collasso parte della struttura, ore di lavoro che hanno portato al completo spegnimento del rogo, cui sono seguite le operazioni di bonifica che sono proseguite per gran parte della giornata. Sul posto in mattinata anche il personale dell'ARPAV per valutare la situazione e scongiurare eventuali inquinamenti d'aria o suolo. E ci spostiamo adesso a Padova perché non è ancora tornato in parrocchia Don Luciano, il parroco della chiesa di San Daniele, aggredito e derubato da 2 malviventi. Continua la caccia ai 2 balordi che martedì pomeriggio hanno aggredito Don Luciano Cavazzana, il parroco della chiesa di San Daniele a pochi passi da Prato della Valle, spintonato, colpito e derubato per aver negato l'ennesima richiesta di denaro. Secondo la perpetua del sacerdote, uno dei 2 sbandati era già stato lì per chiedere soldi, ma gli erano sempre stati offerti pasti alla mensa della Caritas. Questa volta forse l'uomo voleva rubare, ma si è trovato davanti Don Luciano e a quel punto non ha esitato a colpirlo per buttarlo a terra per poi rubare il cellulare. Erano entrati da quel cancello, il cancello della canonica, molto probabilmente stavano cercando soldi, ma si sono trovati davanti il parroco. Al rifiuto del parroco di consegnare loro del denaro lo hanno aggredito, spintonato a terra e colpito e poi derubato del cellulare e poi si sono dileguati. Il parroco sotto shock è riuscito ad urlare, a chiedere aiuto ed è stato aiutato dalla perpetua che ha subito allertato non solo il 118 ma anche il 113. Immediato l'intervento della polizia, il parroco è stato portato in ospedale sotto shock, sembra che non sia neanche tornato a dormire in canonica proprio perché tale era stato lo shock subito da questa aggressione. Nel frattempo la polizia ha raccolto la sua testimonianza e quella della perpetua. L'aggressore è uno straniero con vistosi tatuaggi. Gli agenti delle volanti hanno raccolto anche le immagini di sorveglianza della zona. Restiamo sempre nel padovano per un'altra vicenda, parliamo però qui di uno stalker che per mesi ha minacciato e perseguitato la sua ex fidanzata. È stato arrestato un 45enne. 14 mesi da incubo, spiata, minacciata, presa di mira con atti intimidatori. La vittima, una 37enne padovana, ha vissuto con la paura fino a ieri, quando il suo ex fidanzato è stato arrestato per atti persecutori, violenza privata, danneggiamenti e interferenza illecita nella vita privata. I fatti risalgono al periodo tra l'ottobre del 2020 e il dicembre del 2021. La relazione tra i 2 finisce, ma il 45enne non l'accetta e inizia a perseguitare la sua ex. Con un'applicazione prima riesce ad entrare nel cellulare della donna per rubarle video, foto e spiarne le conversazioni, conoscendo in anticipo tutti gli spostamenti. La donna lo denuncia ai carabinieri di Selvazzano, ma le cose non cambiano, anzi peggiorano quando lei inizia a frequentare un altro uomo. Il 45enne prima incendia l'auto del nuovo fidanzato e poi poco dopo brucia anche l'auto della 37enne. Non contento, la minaccia di morte inviandole in una busta imbottita un proiettile di piccolo calibro. Per la donna sono mesi di forte stress e ansia, riceve continuamente lettere di insulti e minacce. Nel frattempo i carabinieri portano avanti le loro indagini che finalmente si sono concluse con l'arresto del 45enne che ora si trova in una cella del carcere 2 Palazzi di Padova. E adesso l'ennesimo episodio di violenza nel quartiere Arcella di Padova, dove ieri sera 2 stranieri sono finiti in ospedale dopo un'aggressione reciproca a colpi di cocci di bottiglia. Via Aberti nella prima Arcella, erano le 21 di ieri sera quando è scoppiata una lite, non si sanno ancora i motivi tra 2 stranieri. Si sarebbero affrontati nell'androne di uno dei condomini della strada i 2 stranieri. Dopo la lite uno dei 2 avrebbe spaccato una bottiglia per terra e con i cocci avrebbe colpito al volto l'altra persona. A chiamare i soccorsi i residenti. In via Berti sono arrivate 2 pattuglie di carabinieri e 2 ambulanze. La prima ha soccorso lo straniero colpito a una guancia con i cocci di vetro, l'altra l'aggressore. Entrambi sono finiti in ospedale, nessuna ferita grave per loro. Le indagini sono in corso.
Una zona tranquilla dove in pieno giorno il via vai è quello di qualsiasi quartiere della città e dove i residenti sono attivi nel territorio grazie ai gruppi di controllo del vicinato. Purtroppo anche questo forse non basta. Episodi di violenza all'ordine del giorno, ci hanno raccontato alcuni residenti che preferiscono non parlare al microfono. Alla nostra precisa domanda se qui si possa parlare di una nuova Vianelli ci hanno detto sì, forse anche peggio. Parliamo adesso di sicurezza sul web e non solo. La Polizia Postale del Veneto ha denunciato un forte aumento di reati per quello che riguarda la pedopornografia online rispetto all'anno scorso. I reati di pedopornografia sono in aumento, lo denuncia la Polizia Postale del Veneto esaminando i numeri del primo trimestre del 2022, in occasione della giornata nazionale di lotta alla pedofilia. Il numero degli arresti è cresciuto rispetto al 2021, 3 nel trimestre appena concluso, a fronte di un arresto effettuato nello stesso periodo dello scorso anno. La pedofilia diventa un pericolo imminente anche per i più piccoli. 97 i casi trattati nel 2020, oltre a 4 fenomeni di adescamento, a fronte di 168 rilevati nel 2021 con 21 di adescamento, con una percentuale di incremento pari al più 87%. Nel 2021 sono stati 189 i casi trattati del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni del Veneto, casi nei quali famiglie e vittime sono state costrette a fare i conti con la capacità manipolatoria di adulti consapevoli, con la circolazione illegale di immagini di violenza, la condivisione in circuiti apparentemente anonimi di confessioni di fatti di abuso. A riprova dell'aggravamento della minaccia contro infanzia e adolescenza in rete, cresce il numero di soggetti indagati per reati di pedopornografia e adescamento denunciati all'autorità giudiziaria. 104 denunce e 11 arresti nel 2020 contro 118 denunce e 15 arresti nel 2021. Una società non versa l'IVA e così i finanzieri sequestrano oltre 550.000 euro. È successo a Vicenza. Oltre 550.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vicenza ad una società operante nel settore dello sviluppo di progetti immobiliari. Accertamenti ispettivi compiuti dall'Agenzia delle Entrate avevano evidenziato il mancato versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2018. Le spiegazioni richieste al legale rappresentante residente nel Padovano non erano state corrisposte. Ora l'uomo dovrà rispondere del reato di omesso versamento dell'IVA alla Procura di Vicenza, che ha disposto il sigillo a 50.000 euro depositati in alcuni conti correnti e quasi 500.000 euro tra immobili e terreni riconducibili alla società indagata che ha sede a Vicenza. Restiamo a parlare di Guardia di Finanza, in questo caso Guardia di Finanza di Venezia, impegnata in un'importante operazione all'aeroporto. Vediamo. La Guardia di Finanza di Venezia, assieme ai funzionari della locale agenzia delle dogane e dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, hanno sequestrato circa 300 stecche di sigarette di contrabbando rinvenute all'interno di 3 bagagli giunti con un volo successivo a quello di 2 viaggiatori di nazionalità lettone, ora indagati per traffico illecito di tabacco. I 2 contrabbandieri, aiutati da alcuni complici in patria, hanno fatto imbarcare in aereo i loro bagagli il giorno successivo al loro arrivo in Italia e poi aspettato il momento adatto per ritirare il prezioso carico. Per cercare di evitare controlli approfonditi hanno perciò deciso di aspettare un momento di confusione, cioè quando nello scalo del capoluogo veneziano sono in arrivo turisti dai voli internazionali. Ciò nonostante, il tentativo di ritirarli presso il deposito, in un momento in cui in sala vi erano solo passeggeri di voli nazionali, ha destato i primi sospetti agli investigatori che hanno deciso di seguire le loro mosse. A far credere ancora di più ai militari delle Fiamme Gialle e ai funzionari doganali che qualcosa non andava per il verso giusto, il loro tentativo di uscire dall'aeroporto tramite le corsie dedicate ai viaggiatori che non hanno nulla da dichiarare.
Inevitabile a quel punto il controllo dei loro bagagli. Dai sospetti alla conferma del traffico illecito, il passo è stato breve. All'interno dei loro bagagli non vi era nessun indumento o effetto personale, ma ben 1500 pacchetti di sigarette provenienti dalla Turchia. Visto il quantitativo, i due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica Lagunare a piede libero per violazione del testo unico doganale. Tutta la merce è stata sequestrata. Ci fermiamo per un minuto, rientreremo in diretta con tutta la pagina dedicata agli alpini e alla Dunata nazionale di domenica 8 maggio. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG e allora il conto alla rovescia è quasi terminato per la Dunata nazionale degli alpini a Rimini. Lo ricordiamo, domenica 8 maggio, Rete Veneta la seguirà dall'inizio alla fine, dalle 8:30 del mattino, con una straordinaria diretta, con una edizione davvero ricca di storia, emozioni e di grandi sentimenti dopo 2 anni, lo ricordiamo, di fermo a causa del Covid. Dunque le penne nere sono in fibrillazione e sono arrivate a Riccione i primi alpini partiti da Venezia. Vediamo. Una lieve pioggia bagna oggi la Romagna, dove il conto alla rovescia per la 97esima Dunata nazionale degli alpini è quasi arrivato al termine. Il raduno, al quale parteciperanno decine di migliaia di penne nere, si svolgerà a Rimini dopo quasi 2 anni di stop a causa del coronavirus. I primi alpini veneziani, i cosiddetti alpini a quota zero, sono già arrivati e subito si sono messi al lavoro. Noi ci siamo accampati in un campeggio a Riccione, perché in zona Rimini sì, ci sono degli attendamenti, però volevamo stare tutti assieme tra vari gruppi della nostra sezione, per cui per trovare un posto tutti assieme ci siamo spostati. Quelli di San Michele Tagliamento Bidione saranno partiti alle 7, erano già qui. Io sono partito alle 9 da Mestre, 9:30, e sono arrivato qua all'1. Per gli alpini e non solo, ritrovarsi assieme in un incontro così importante e così denso di significati come la Dunata nazionale ha sempre rappresentato una forte emozione che molto probabilmente sarà resa ancora più intensa da quanto accaduto nell'ultimo periodo. I 2 anni sono stati un po' difficili, un po' per tutti, sia per il lockdown, sia per tutte quante le varie ore di lavoro che abbiamo fatto con l'associazione, con l'organizzazione civile, per aiutarci un po', anche per aiutare anche il prossimo. Con la pandemia, tornare qua è un tornare verso vecchi ricordi, ma con la prospettiva di ripartire. E dopo gli alpini di Venezia adesso ci spostiamo a Treviso, perché insomma pensate, sono arrivati anche i 4 alpini di cui vi abbiamo raccontato il viaggio e le peripezie. Gli alpini partiti da Trichiana, quasi 300 km per loro percorsi in bicicletta in Graziella. Dicevamo, a Rimini, oltre agli alpini veneziani, sono arrivati tantissimi alpini della provincia di Treviso. Si prevede che saranno decine di migliaia complessivamente le penne nere che partiranno dal Veneto per riempire di emozioni, di storia, di coraggio, di valori Rimini e la Riviera Romagnola. Vediamo. Qui tutto bene, siamo arrivati da Ravenna, dove abbiamo incrociato di nuovo gli alpini del battaglione Benzone e abbiamo fatto la serata con loro.
La tabella di marcia è stata rispettata e trattandosi di penne nere non poteva essere altrimenti. Hanno raggiunto Rimini nelle scorse ore i 4 alpini, 3 bellunesi e un bassanese, partiti lunedì da Trichiana che poi hanno fatto tappa a Mogliano, Adria e Ravenna. 300 chilometri tutti fatti a bordo di una bici Graziella. L'atmosfera è quella giusta. Se continuiamo a divertirci così sarebbe il massimo. Volevamo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, ospitato, ma anche in particolar modo macchine e camion che veramente rallentavano. Nella peggiore delle ipotesi ci passavano a 2 metri per evitare di urtarci, quindi bravi. Ma sono in tanti ad aver raggiunto la città balneare già nella giornata di oggi, compreso il presidente dell'ANA nazionale Sebastiano Favero, trevigiano doc di Pederobba, che assicura un evento dai grandi numeri che parlerà come sempre soprattutto veneto. Saremo sicuramente ai livelli delle ultime adunate, se non di più, e quindi anche la parte di partecipazione veneta, che voglio ricordarlo, è quasi un 35% dell'intera Associazione Nazionale Alpini, sarà sicuramente notevole. Solo dalla Marca potrebbero partire in oltre 5.000 tra alpini e familiari, una dunata tutta da vivere e dal messaggio prorompente. Tornare a riconciliarci con tutto quello che abbiamo dovuto passare in questi 2 anni di pandemia. Purtroppo, voglio ricordare, non è ancora una cosa finita da un lato, e dall'altro questa guerra che è scoppiata in Ucraina vicino a noi veramente ci rattrista. Però vogliamo guardare in avanti, vogliamo sperare nel futuro. A spiegare il perché per un alpino la dunata sia imprescindibile è Venturino Cagnato, consigliere storico dell'ANA Trevigiana e coordinatore dei 120 cori alpini della dunata di Treviso 2017. Cominci a rivivere quello che è sempre stato dentro di te, perché la vita alpina non si dimentica, come dicevo anche prima, ricordi belli e meno belli, però è sempre dentro il tuo cuore tutto quello che hai vissuto. E abbiamo visto le sezioni veneziane, le sezioni di Treviso. Adesso ci spostiamo nel Bassanese e vi mostriamo come si stanno organizzando appunto le sezioni nella zona. Qualcuno è già arrivato sul posto, ci riassume tutto nel prossimo servizio la collega Monica Smiderle. Ciao Caio, ci vediamo domani mattina a Rimini. L'entusiasmo della partenza, momenti di allegria che tornano dopo 2 anni di stop. I filmati amatoriali che ci hanno inviato i nostri alpini raccontano l'eccitazione e l'euforia, la voglia di rivivere le emozioni uniche di una dunata nazionale. Pronti a partire? Andiamo. Da Marostica, così come da Nove e dall'intero comprensorio verso Rimini e San Marino, per dire alla prima adunata post-Covid io c'ero. E molte penne nere hanno già raggiunto l'Emilia-Romagna, che li ha accolti con il cielo coperto e un po' di pioggia. Ecco gli alpini del gruppo di Rossano Veneto già pronti a vivere tutti gli appuntamenti del nutrito programma della 93esima adunata, che vedrà il suo momento clou domenica con il lungo sfilamento. Tra canti e brindisi, le penne nere tornano a gustare i momenti magici del raduno che risvegliano le amicizie, la convivialità, la leggerezza dello stare insieme. E anche se il sole a Rimini si fa attendere, l'atmosfera inizia già a scaldarsi. E la nostra collega Chiara Gaiani questa mattina ha seguito proprio di buon'ora il gruppo di Sant'Andrea di Campodarsego che si stava per muovere, stava per partire in direzione Rimini. Vediamo. Tornate dopo 2 anni, penso ci sia davvero grande entusiasmo. Lei a che numero è arrivato? A 45 sfilate. Otello Ancona è il decano del gruppo alpini di Sant'Andrea di Campodarsego, 45 adunate all'attivo, la prima nel 1976. È stato tra le penne nere che nel 1974 hanno creato questa sezione che conta 107 alpini. Adesso il più vecchio è del 1933, ancora attivo con il fratello del 35, il più giovane ha 31 anni, il capogruppo Pierluigi Baesso. Pierluigi Baesso ci raccontava che la sezione di Padova si è organizzata
organizzata in modo un po' particolare, cioè voi siete proprio fedeli allo spirito degli alpini e se ci aiuta il collega Cristian Roccaiende, qui vediamo solo alcuni camioncini, alcune auto insomma che partiranno, una specie di piccola colonna mobile. In realtà un camion è già partito, perché voi montate un capannone una volta che arrivate a Bellaria e non proprio a Rimini, giusto Pierluigi? Esatto, noi montiamo il capannone per far gruppo, perché poi in totale siamo circa una 45 alpini e amici. Ieri sono andati già giù una squadra e hanno già cominciato a mettere le basi. Non siamo l'unico gruppo di Padova, perché i gruppi di Mestrino e qualche altro gruppo è già presente comunque a Rimini e loro magari hanno possibilità di muoverci. Noi siamo un gruppo relativamente, tra virgolette, giovane, perciò abbiamo anche i nostri tempi di lavoro. Momenti di festa e condivisione una volta arrivati a destinazione. Montato il capannone, sul fuoco ci saranno pentoloni di pasta e poi soppresse e anche una pancetta, raccontano. Domenica il gruppo è pronto allo sfilamento. L'inizio del nostro settore è previsto per le ore 14, settore parliamo del Triveneto. Noi come Padova, partenza presunta per la sfilata è dalle 15:30 alle 16, però l'incognita è il maltempo e perciò dobbiamo essere pronti qualche mezz'ora prima. Un'ultima domanda prima di lasciarvi davvero partire. È bello tornare a sfilare insieme, perché c'è tutta questa voglia? Il vostro corpo davvero è un simbolo che tutti noi abbiamo nel cuore. È un po' fatica a qualsiasi alpino che lei chiede il perché stiamo bene assieme, ma tutti facciamo fatica a rispondere perché. L'unica cosa che riesco a spiegarle bene è che stiamo bene assieme e molto probabilmente stando bene assieme tutto ci riesce più facile. Ecco, sono davvero alpini dentro. Ecco, vorrei chiedere a Cristian insomma di fare un saluto a tutti gli alpini che sono in partenza. E allora questa era la nostra parentesi dedicata al mondo degli alpini, alle emozioni, al viaggio, al racconto di questa tappa di avvicinamento che avrà il suo momento clou domenica 8 maggio per l'adunata nazionale degli alpini a Rimini. Lo ricordiamo ancora una volta, Rete Veneta si conferma la TV degli alpini, la casa degli alpini, e trasmetterà in diretta con una lunga edizione straordinaria tutta l'adunata, quindi a partire dalle ore 8:30 di domenica mattina appunto. Adesso restiamo, quest'ultimo collegamento eravamo a Campodarsego, restiamo invece adesso nella zona comunque del Padovano, ci spostiamo sui Colli Euganei, cambiamo decisamente argomento, parliamo di un'emergenza che sta vivendo quella zona, l'emergenza dei cinghiali, perché sono almeno 4 anni che questi animali compiono razzie nella zona dei Colli Euganei, in tutta l'area pianeggiante. 4 imprenditori si sono uniti da poco più di un mese e hanno dato vita a un servizio di ronda. Vediamo come stanno andando le cose. Qua si vede benissimo come ci sono le piante della prima semina e le piante della seconda che avevamo messo qui a lato, tutte scavate e mangiate, ed è rimasta solo la pianta e hanno mangiato il grano sotto, che è quello di cui sono ghiotti. Qui il passaggio dei cinghiali risale alla scorsa notte. Le ampie aree senza le piantine verdi di mais sono quelle dove i cinghiali hanno scavato. A mostrarcele Cristian Rossi, imprenditore agricolo di Este, che con altri 3 colleghi da un mese ha ingaggiato un servizio di ronda anti-cinghiali. Quest'anno i danni sono molto superiori agli altri anni. Abbiamo già seminato e riseminato 1 o 2 volte e quindi bisognava trovare una soluzione. Abbiamo provato con la ronda notturna, turni di 8 ore continui sulle nostre aziende, 4 aziende hanno aderito, e la ronda fa 60-70 km per coprire tutta la superficie a mais delle nostre aziende. Inizialmente ha avuto anche dei buoni risultati. Tutto bene per 2 settimane, racconta sconsolato Rossi, ma i cinghiali sono animali con una straordinaria capacità di adattamento.
si sono avvicinati, li vedeva sempre più frequentemente, i danni si sono visti moltiplicare nel corso delle notti di servizio, fino a che ieri sera li ha trovati in mezzo alla strada, anche casualmente, però quando ha suonato il clacson o comunque provato a fare qualche lampeggio con i fari della macchina per spaventarli, diciamo che non ci hanno neanche fatto caso. Ecco, ha dovuto intervenire con un suono ancora più forte che poi li ha distanziati, li ha allontanati. Sono esasperati gli agricoltori, non ce la fanno più. Le 4 aziende partite con la ronda l'anno scorso hanno perso 35.000 euro, senza contare i mancati raccolti del mais, che serve anche per l'alimentazione degli animali degli allevamenti. A fianco degli agricoltori le associazioni di categoria. Bisogna che le istituzioni trovino una soluzione definitiva, perché il rischio alternativo è che le aziende chiudano. C'è poco da fare adesso. Ovviamente stiamo parlando di mais perché è l'alimentazione più gradita da parte dei cinghiali, però quando i cinghiali non trovano più il mais devastano il grano, devastano la soia, devastano le barbabietole. Abbiamo delle foto, degli esempi anche delle barbabietole. Cinghiali che conquistano sempre più parti del territorio, compresa questa ampia zona arginale lungo il fiume Frassine. Dobbiamo parlare ancora di tante cose: turismo, economia, sanità, attualità, altre notizie di cronaca, cultura, spettacolo, insomma un menù quanto mai ricco, ma tutto questo dopo 2 minuti di pubblicità. A fra poco. Sono da poco passate le 13, rieccoci in diretta, ben ritrovati a Focus TG. Allora diamo una rapida occhiata al report di Azienda Zero, perché parliamo di sanità, parliamo della situazione contagi in Veneto. Ebbene, questa è la fotografia delle ultime 24 ore di quello che insomma riguarda appunto la diffusione dei contagi nel nostro territorio. Oramai avete tutti imparato a leggere in maniera velocissima questa tabella, sapete quali sono le colonne, quelle che noi andiamo a leggere insieme, ad analizzare insieme con i dati più importanti. Il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore, quindi i nuovi positivi intercettati nell'ultimo giorno, fa segnare un numero di 4.464 nuovi positivi in Veneto, che porta il numero dei casi attualmente positivi, li indichiamo qui con il cursore del mouse, a poco più di 62.000 casi di positività attuali in Veneto. Andiamo a vedere gli altri dati importanti. Sono dati che sotto certi punti di vista ci fanno tirare l'ennesimo sospiro di sollievo. La morsa del virus si sta lentamente e progressivamente attenuando, perché vedete si liberano 31 posti letto in ospedale, quindi in area non critica, meno 31 rispetto alle ultime 24 ore, crescono di 3 unità invece le terapie intensive e purtroppo dobbiamo constatare anche oggi dei decessi, 5 persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Noi rientriamo in studio per continuare però a parlare di Covid e di sicurezza sui luoghi di lavoro, perché c'è stato il dietrofront del governo al Liberi Tutti per quello che riguarda l'utilizzo delle mascherine di sicurezza e dispositivi di protezione individuale sui luoghi di lavoro, quindi rimane l'obbligo di indossarle fino a fine giugno. Sorpresi i baristi, mentre le associazioni di categoria si dicono deluse per la troppa confusione. Vediamo. No, non lo sapevo. Grazie per avermi informato.
Se ci fossero stati controlli, la multa sarebbe scattata per più di qualcuno. L'obbligo di mascherina per chi lavora rimane, così come deciso ieri nell'incontro tra governo, INAIL e parti sociali sul protocollo per le misure di contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro. Prevale la cautela, ma chi lavora sul campo questa volta fatica a capire e ad adeguarsi. Non capisco questo, perché solo noi dobbiamo tenere la mascherina. Per me è una pagliacciata che ci stanno prendendo in giro continuamente. Vedo che le ragazze non la indossano. Come ti comporterai come titolare? Adesso la faccio indossare subito anche a loro. Non è giusto, perché per noi che lavoriamo ci troviamo tanto in difficoltà. Come adesso, che io ho fortuna che ce l'avevo perché rischiavo una multa. Tutto qua. Sono 2 anni che la portiamo, quindi è pesante, adesso andando incontro alla stagione estiva. Anche perché i clienti non ce l'avranno? No, non la portano loro, no. Va bene, siamo stati 2 anni a fare sacrifici, un mese in più, un mese in meno, possiamo ancora resistere, insomma, dai. C'è un grande dissenso da parte, anche di tanti colleghi. Sicuramente, guardando i numeri, la decisione può essere anche sostenuta e essere anche ritenuta saggia. Sempre la modalità con cui poi arrivano le notizie, che fa abbastanza disperare. Più condivisione nelle decisioni invoca Confcommercio, cui fa eco anche Confartigianato, marca trevigiana, con il presidente Sartori che parla di rischio sociale, regole puntuali per prevenire dissidi nei luoghi di lavoro. Anche per i sindacati la confusione generata rischia di essere dannosa. Più utile sarebbe stato appellarsi al buonsenso e nei luoghi di lavoro ai comitati di sicurezza già presenti nelle fabbriche. A dimostrare questa tesi molti esercenti del centro, che hanno scelto oggi di continuare ad indossare la mascherina comunque. Noi che lavoriamo col cibo abbiamo sempre cercato, anzi abbiamo sempre tenuto la mascherina proprio per una questione di protezione verso i clienti e verso quello che serviamo. Quindi questo non obbligo di mascherina per noi non ha inciso più di tanto. Ecco. Quindi anche per chi cucina i fornelli al caldo? Sicuramente, soprattutto loro, ma sono loro i primi a volerla tenere, proprio per una tutela loro. Mi sono salvata fino adesso e continuerò a usarla. Indipendentemente dalle decisioni del governo l'avresti tenuta? Sì, decisamente. Queste le voci degli esercenti di Treviso, stesso argomento, stessa tematica, mascherine sui luoghi di lavoro obbligatorie fino a fine giugno, però adesso ascoltiamo cosa ci dicono i padovani. Mascherine obbligatorie fino a fine giugno nel posto di lavoro, una scelta fatta dal mondo del privato che dunque si riflette sui comportamenti da mettere in pratica anche all'interno dei locali. L'APE, l'associazione che riunisce i gestori dei pubblici esercizi padovani, spiega come si devono comportare baristi e ristoratori. Almeno fino al 30 giugno del 2022 rimane obbligatorio per tutti i lavoratori, compresi quindi i lavoratori anche dei pubblici esercizi, baristi, ristoratori, camerieri, cuochi, aiuto cuochi e quant'altro, rimane obbligatorio indossare la mascherina, almeno di tipo chirurgico, meglio se di tipo FFP2 che garantisce una maggiore protezione. Ci sono però delle eccezioni. L'unica eccezione all'uso della mascherina è prevista quando il lavoratore lavora in modalità isolata e quindi ad esempio un pasticcere che di mattina presto va a impastare le brioche da solo in laboratorio può stare anche senza mascherina, il cameriere che lavora a stretto contatto con i suoi colleghi e poi anche con il pubblico, quindi con i consumatori, la mascherina la deve indossare. È importante sottolineare che i lavoratori la devono indossare anche quando svolgono il loro servizio in area esterna. APE resta critica su queste disposizioni. A nostro avviso si sarebbe potuti o addirittura si sarebbe dovuto essere un po' più coraggiosi, il momento è un momento di ripartenza, le aziende hanno dimostrato in questi 2 anni e mezzo di pandemia di saper rispettare nella propria autonomia decisionale quelle che sono le disposizioni a tutela della integrità dei propri lavoratori e quindi si sarebbe potuto fare un passo avanti rendendo facoltativo l'uso della mascherina e dando la possibilità al datore di lavoro di decidere se, dove e in quale frangente imporre l'uso ai lavoratori. In
a riguardo insomma, delle nuove decisioni del governo, delle nuove regole e direttive, tiene banco, fa discutere la scelta del governo Draghi di destinare 200 euro alle famiglie con redditi inferiori ai 35.000 euro. Noi restiamo a Padova perché abbiamo raccolto le testimonianze, i pareri, le opinioni dei cittadini. Cosa ne pensano? Scopriamolo insieme. 200 euro per le bollette, per aiutare le famiglie che hanno un reddito un po' più basso, può bastare? Non credo, dovrebbero agire sulle tasse invece che pensare a questi episodi sporadici. Sono una cifra una tantum che non serve. Che non serve, questa è la mia opinione. Neanche per andare a prendere un caffè. Intanto darà quelle, dopo ne darà delle altre. Cioè lei è ottimista? Sì, io sono ottimista, ma perché nella vita serve avere un po' di ottimismo, altrimenti finiamo. È già un inizio, magari si voleva qualcosa in più, però direi che in questo momento è il caso anche di accontentarsi un po'. Sperando poi che siano magari provvedimenti che durano nel tempo. Sì, esatto, magari anche perché non si sa come questa situazione quando si sbloccherà, quando finirà, e quindi insomma è già un inizio, ecco. Non bastano mai, anche perché ce ne danno da una parte poi ce ne tolgono da quell'altra, di conseguenza potrebbero bastare, forse sì, però non si sa. Poi sono 200 euro però una volta sola. Ecco, ancora meglio allora, allora no, non penso che potranno bastare, per certe famiglie forse proprio no. Ci vorrebbe molto di più, come dire, questo Draghi pensa solo a se stesso. Posso chiedere anche? Effettivamente è così, non fa l'interesse del popolo. Però 200 euro, insomma, magari possono dare una mano. 200 euro, con 200 euro non ci fai niente. Bastano o no? Troppo poco. Per aumentare gli stipendi e calare gli stipendi dei parlamentari, ciao. E a Treviso il 92% dei pensionati beneficeranno appunto di questo bonus di 200 euro. Scopriamo cosa accadrà invece ai lavoratori. Il bonus 200 euro raggiungerà il 92% dei pensionati trevigiani. Il calcolo è della Federazione Nazionale Pensionati della CISL, che ha annotato provincia per provincia il numero di destinatari della misura contenuta nel decreto aiuti. Su 223.604 pensionati trevigiani, 206.378 riceveranno l'importo direttamente con la pensione. Un dato che osa Tina Cupani, segretario generale dei pensionati del Veneto, che ci ricorda quanto siano basse le pensioni del nostro paese. A Treviso il 30% non arriva ai 1.000 euro, 2/3 sono donne. Salendo a quota 1.500 la percentuale si alza al 57%. Un piccolo intervento utile ma che non risolve il problema del carovita, secondo il segretario generale della CISL trevigiana Massimiliano Paglini. C'è bisogno di ben altro, c'è bisogno di un intervento che miri ad aumentare i salari, quindi rafforzare la contrattazione, rafforzare la ridistribuzione della produttività nelle aziende, perché in questi anni le aziende hanno incamerato molti margini e c'è bisogno che questi margini vengano ridistribuiti. Dopodiché bisogna proseguire con gli interventi strutturali a partire dalla riduzione delle accise. Insomma, meglio stipendio meno tassato che una busta paga con una voce in più, quella dei 200 euro appunto, alleggerire la tassazione con la lotta all'evasione fiscale. Anche qua servono, si stimano 15 miliardi di euro, io penso che 9 miliardi li potremmo recuperare dall'evasione fiscale in Veneto, che viene stimata esserci ogni anno. Decreto aiuti, sussidi al mondo anche delle imprese, delle aziende. Insomma, stiamo vivendo un momento di difficoltà legato al rincaro delle materie prime, al rincaro delle bollette e chiaramente a quello che sta succedendo sullo scenario internazionale. Il riferimento chiaramente va alla guerra e a tutte insomma, le conseguenze che si ripercuotono sul nostro
nostro territorio. Questo è uno dei motivi, unito al fatto che veniamo da 2 anni di pandemia, per cui tante strutture si trovano a rischio chiusura. È così per le piscine comunali di Conegliano, che appunto rischiano di chiudere entro ottobre. L'appello del gestore privato al comune: serve un aiuto economico, serve una revisione delle tariffe. Vediamo. Le piscine di Conegliano rischiano di chiudere entro ottobre. La difficile situazione dell'impianto a Cornu è iniziata per colpa della pandemia e peggiorata con l'aumento delle bollette del gas. Nel primo trimestre abbiamo avuto le spese di riscaldamento e energia elettrica che sono aumentate dell'82%. Prima pagavamo circa 40.000 euro, adesso sono quasi 80.000 euro soltanto di riscaldamento e luce. Si stima che in un anno si dovranno pagare all'incirca 125.000 euro solo di bollette. Nel primo trimestre l'attività ha raggiunto un passivo di 81.000 euro, che vanno a sommarsi ai 100.000 euro degli ultimi 2 anni. Conti alla mano, la società sportiva Rana Azzurra chiede un aiuto all'amministrazione comunale. Abbiamo preparato questo conto del primo trimestre per andare a chiedere aiuto al comune, che speriamo, come hanno fatto gli altri comuni, che dia una mano, ma dare una mano non bastano 15.000 euro. Ci vogliono 200.000 euro adesso e poi rivedere le convenzioni, la convenzione esistente che scade fra 10 anni. Con i conti in rosso la società rischia di chiudere molto prima. 8 dipendenti e 20 istruttori potrebbero perdere il loro lavoro. Per discutere della questione c'è stato un incontro il 2 maggio con il comune, ma non risolutivo. Il sindaco però rassicura. I bilanci ci sono stati dati, li stiamo facendo vagliare dai nostri uffici e devo dire che sicuramente cercheremo e troveremo una soluzione, perché le piscine non possono assolutamente chiudere. Poi bisogna ragionare sulla gestione dei prossimi anni, perché se è vero che il Covid è terminato, è vero anche che l'aumento delle bollette non vede una discesa immediata. Finora nessun finanziamento. Anche chi pratica il nuoto a Conegliano è preoccupato. Abbiamo circa 180.000 presenze all'anno tra scuola nuoto, bagno libero, acquagym, atleti. Se questa realtà chiudesse, Conegliano cosa perde? Non lo so, io perderei un pezzo di cuore probabilmente, io e tutti coloro che lavorano qui da 40 anni. Poi bisogna sentire i coneglianesi cosa perdono e chi ci amministra. E proprio riguardo alla situazione economica provocata dalla guerra in Ucraina, a Martellago si è riunita la 45esima Assemblea di Solidarietà Veneto. In questa fase credo che la parola chiave sia emotività. Dobbiamo evitare di approcciare gli investimenti sotto la chiave dell'emotività, dell'emozione che ci porta umanamente anche a agire in maniera poco razionale quando abbiamo a che fare con eventi di questo tipo. La crisi provocata dal conflitto in Ucraina entra inevitabilmente anche nel dibattito della 45esima Assemblea di Solidarietà Veneto, che si è tenuta a Martellago, proprio in un momento in cui le difficoltà causate dal Covid apparivano invece superate senza grosse conseguenze. Il miglior bilancio di sempre per il Fondo Pensione Regionale, perché raggiungiamo la soglia dei 2 miliardi di patrimonio, con una crescita di patrimonio dovuta ai rendimenti finanziari che sfiora i 100 milioni, 120.000 iscritti, e ci consolidiamo in questo senso come fondo più diffuso nella nostra regione. Nella fase calante del Covid però è la situazione internazionale a rendere le cose complicate. I prezzi delle materie prime, l'inflazione, questo sta causando un rallentamento complessivo dell'economia e anche e soprattutto sta impattando in termini di rialzo sui tassi di interesse. Ecco, il rialzo dei tassi di interesse assieme alla crisi geopolitica avrà nel breve termine sicuramente un impatto negativo, inutile nascondersi, su tutte le forme di risparmio, specialmente quelle più orientate al breve termine. Ciò non toglie che nel campo dei fondi pensionistici, così come in altri ambiti economici, possano aprirsi scenari interessanti. Lei come la vede? Più ottimista, pessimista? Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Io sono sempre stato un ottimista, è meglio essere ottimisti e aver torto che pessimisti e avere ragione. Il risultato è lo stesso, ma sei vissuto meglio. E comincia a delinearsi il programma della visita a Venezia in Laguna del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato sarà l'ospite d'onore del giuramento in piazza San Marco, un giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena. Cominciano a prendere sempre più corpo i dettagli della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato sarà a Venezia per partecipare come ospite d'onore alla cerimonia di giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena.
Francesco Businaro, presidente dell'Associazione Nazionale Scuola Navale Militare Morosini, che sabato prenderà dal palco la parola poco prima del Capo dello Stato, per noi racconta. Oltre agli allievi della scuola vi sarà anche una nutrita schiera di ex allievi che saranno presenti con le 57 bandiere dei corsi che si sono succeduti dal 1961 a oggi e con 6 compagnie d'onore che sfileranno dinanzi al Capo dello Stato. Mattarella sarà in piazza tra le 10:30 e le 11 del mattino. Nel programma della sua veloce visita a Venezia è previsto anche che si rechi a Sant'Elena, nella sede della scuola, per firmare il registro d'onore. Inoltre potrebbe, anche se questo non è ancora certo, fare una capatina a Murano con il sindaco per raccogliere l'appello dei messi vetrai di Murano in ginocchio per la crisi. Quest'ultimo dettaglio però non è ancora sicuro. La scuola Morosini festeggerà così il suo 60° di fondazione. Ma soprattutto per poter dare alla nazione cittadini cresciuti secondo quelli che sono i dettami delle scuole della Marina, Patria e Onore, scritta che campeggia sull'edificio, e soprattutto nei valori più formanti e veri, che sono quelli dell'amicizia, della lealtà e dell'onestà. Ed è stata presentata l'8ª edizione di Treviso in Rosa. Adesioni vicino a quota 7.000. La città si prepara domenica, che è anche la festa della mamma, a una pacifica invasione nel segno dell'allegria ma anche della prevenzione. Una definizione potrebbe essere la forza della rinascita. Organizzata senza sapere se in primavera il Covid avrebbe davvero allentato la presa, l'8ª edizione di Treviso in Rosa, la manifestazione podistica riservata alle donne, ideata dalle associazioni Treviso Atletica e Corri Treviso, si preannuncia come una scommessa vinta. I numeri ci stanno dando ragione, noi siamo partiti, ha detto la facciamo, non sapendo naturalmente com'erano le cose. La pandemia si è un po' calmata, ma i numeri sono veramente sorprendenti. Arriveremo a 7.000, ma ci sono ancora 2 giorni di tempo per le iscrizioni, quindi noi aspettiamo fiduciosi. Iscrizioni aperte dunque fino a giovedì, adesioni da 9 regioni e 28 province, campionesse sportive, amministratrici pubbliche, gruppi di colleghe e amiche. 13 le ottantenni, 6 i pettorali a 2 nomi, futura mamma e bimbo in grembo. Partenza alle 9:30 da Viale Dalviano. Per la LILT è una manifestazione importante perché ci consente di esporre quelli che sono i nostri progetti nel campo della prevenzione a migliaia di donne che partecipano a questa kermesse. Il tumore della mammella è il tumore più frequente nel sesso femminile perché rappresenta 1/3 di tutte le neoplasie che colpiscono il genere femminile, e quindi è importante rilanciare questo messaggio, tenere acceso questo riflettore anche per tutte le nuove generazioni. Quindi sono occasioni importanti in cui lanciamo anche il messaggio che fare un'attività fisica costante, mantenere il peso corporeo sotto controllo, avere una sana alimentazione sono strumenti fondamentali per ridurre l'incidenza dei tumori, ma si è visto anche l'incidenza delle ricadute di tumore. Non a caso dunque parte del ricavato sarà destinato all'acquisto di attrezzature per allestire una palestra riabilitativa nella sede LILT di Via Venzone. E adesso ci spostiamo a Padova perché a Padova nasce la più grande live demo dedicata all'agri-food. Scopriamo tutto nel prossimo servizio. Una terra di mezzo dove informazione e ricerca incontrano l'impresa. Padova diventa un incubatore di innovazione nel campo dell'agri-food. Nel quartiere fieristico all'interno dello SMACT Competence Center, con il supporto dell'Università di Padova, è stato inaugurato il più grande dimostratore 4.0 d'Italia, dedicato alle tecnologie digitali applicate alla filiera dell'agroalimentare. 3.000 metri quadri per contenere l'intero ciclo produttivo, dalla serra con le piante al prodotto finito. Il nostro slogan: osserva, impara, fai. Questi sono spazi in cui la piccola impresa può venire e guardare, imparare, capire, toccare con mano che cosa vuol dire fare innovazione, che cosa vuol dire per esempio efficientamento energetico, per esempio gestire meglio la linea produttiva con meno sprechi, e qui può osservare e
capire, avere delle idee, farsi venire delle idee, dopodiché noi lo possiamo assistere con la formazione e quindi impara, e lo possiamo assistere anche nel momento in cui decide poi di realizzare un progetto innovativo. Si chiama From the Farm to Fork, dalla fattoria alla forchetta. Questa fabbrica 4.0 contiene un birrificio artigianale, un panificio e una cucina per la vasocottura. Si analizzano consumi e gestione del ciclo produttivo e i parametri per fornire spunti e competenze alle imprese. È un posto quindi dove si può venire a sperimentare, si può venire a provare il prodotto prima che entri nelle linee produzioni di ogni singola azienda. La live demo padovana è stata inaugurata dalla sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Anna Ascani. I competence center sono per noi come Ministero dello Sviluppo Economico uno dei cardini della realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono i centri nei quali vogliamo che si incroci la ricerca con la necessità delle imprese di trovare personale specializzato e applicazioni immediatamente sperimentabili nelle linee di impresa. E adesso parliamo di cultura e di turismo, perché la ripresa, proprio per quello che riguarda il turismo, è sensibile in tutta l'area della nostra regione, in tutto il Veneto, nelle città d'arte, ma anche in zone balneari, nell'altopiano, anche a Vicenza, dove i numeri degli accessi ai musei nel mese di aprile fanno segnare cifre superiori addirittura ai livelli pre-pandemia. C'è voglia sicuramente di muoversi, di visitare, di essere accolti, e Vicenza credo che sia una città molto a misura d'uomo, anche perché i musei sono fondamentalmente tutti nel centro storico, e il nostro sito sempre più richiesto è Teatro Olimpico, che proprio fa dei numeri incredibili, devo dire, insomma, a volte anche impegnativi da gestire, perché siamo arrivati ad avere anche 3.000 persone solo in un giorno, soprattutto di sabato e di domenica, però tutti i musei stanno andando bene, questo è in generale un grandissimo segnale. Ad aprile i musei civici di Vicenza hanno registrato quasi 51.000 ingressi, raggiungendo i livelli di presenze pre-pandemia. Rispetto all'aprile 2019, infatti, gli accessi 2022 sono stati addirittura superiori di oltre 2.000 unità. Per quanto riguarda gli introiti, nell'aprile 2019 erano stati incassati quasi 175.000 euro. Nel 2022 ne risultano invece quasi 253.000, di cui 174.000 euro relativi alla rete museale e 79.000 euro incassati dalla sola mostra La Fabbrica del Rinascimento. La situazione a Vicenza è, devo dire, fantastica, i nostri musei registrano presenze importanti sia per la città, ma soprattutto se andiamo a confrontarli con i dati pre-pandemia, che sono insomma il vero terreno di confronto, perché solo ad aprile 50.765 persone sono un dato veramente importante. Tra l'altro insomma sta andando bene anche Palazzo Thiene, che insomma è il nostro nuovo museo che finalmente le persone apprezzano e visitano con molto entusiasmo. Abbiamo parlato prima di solidarietà, del cuore pulsante del Veneto che batte forte per gli aiuti. Ebbene, un bilancio di quasi 2 milioni di euro per la Caritas trevigiana, che ha pubblicato i dati sulle persone raggiunte nell'ultimo anno tra emergenze di povertà, fenomeni migratori e casi di estrema difficoltà. In un anno, pensate, sono anche stati arruolati 32 nuovi volontari. Nella bilancia tra donazioni ricevute e aiuti erogati, la Caritas restituisce la fotografia della società trevigiana, il racconto di una popolazione sempre più solidale, con le donazioni che sono salite nell'ultimo anno fino a toccare quota 741.962 euro, ma dove le povertà assolute sono in aumento. Sono almeno un centinaio, infatti, tra le 232 persone raggiunte dalla Casa della Carità, che ha offerto pasti, docce, un letto, le persone che non hanno più nulla su cui contare. Con persone che magari prima avevano qualcosa, oggi non hanno più nulla. Situazioni proprio drammatiche di persone che quando si rivolgono a Caritas chiedono proprio tutto, dal vestiario al cibo, al letto dove dormire, e anche l'assistenza sanitaria, che per quanto riguarda le medicine è uno dei capitoli di spesa significativi che abbiamo come Caritas. Medicina e polizia, con le nuove norme di sanificazione, acquisto, generi alimentari, capitoli di spesa che hanno subito gli aumenti. Con i 5 centri di ascolto distribuiti sul
territorio. Nell'ambito del progetto Sta a Noi, Caritas ha raggiunto con aiuti concreti 257 famiglie e 29 imprese. Dalla persona che può avere l'esercizio di parrucchiera piuttosto che una pizza al taglio o attività collegate anche al mondo alberghiero che si sono trovati in difficoltà proprio a causa del lockdown, e quella fatica economica che riscontrata in quel periodo poi si è protratta, e quindi hanno avuto bisogno proprio di un ristoro, anche soprattutto per aiutare anche la famiglia che magari... Dagli incontri nelle scuole, oltre 2000 gli studenti raggiunti al doposcuola, fino al sostegno delle persone detenute in carcere. Sul fronte dell'accoglienza ai migranti sono un centinaio le famiglie ucraine cui la Caritas ha dato supporto, che vanno ad aggiungersi a tutti gli altri che l'emergenza ucraina ha reso più invisibili. La rotta cosiddetta mediterranea e anche la rotta balcanica sono due vie che ad oggi sono ancora seguite dai migranti che continuano ad arrivare, e anche dai numeri del Viminale si vede che l'aumento è del 20%, ecco, già ad oggi, insomma. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG, non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata e darvi appuntamento a domani, sempre su Rete Veneta, sempre puntuali alle ore 12 con un'altra edizione di Focus TG ricca di cronaca, attualità, tante notizie dal nostro territorio. Buona giornata.